Da Ferragosto non riusciva a prendere sonno a causa di un tumore benigno ed ora, dopo un intervento all'ospedale di Monselice, è guarita. Protagonista una bimba di appena 6 anni affetta da osteoma osteoide. Un calvario durato mesi per la piccola, dolori fortissimi che si facevano sentire soprattutto di notte, rendendole impossibile dormire. Ora tutto si è risolto grazie ad un prodigioso intervento eseguito all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice. La piccola paziente è stata sottoposta ad un intervento di termoablazione a radiofrequenza guidata. Cosa significa? Quel tumore che la teneva sempre sveglia è stato agganciato con un ago, bruciato a 80 gradi e annientato. Un'operazione durata soli 45 minuti ed eseguita da Gianluca Bisinella, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia, il radiologo interventista Matteo Todisco e l'anestesista Pietro Cattaneo. La piccola, ora guarita, non lamenta più dolori e ha ripreso a dormire. L'origine di questa forma di tumore è ancora sconosciuta, ma si riconosce da un nidus, ovvero una piccola area rotondeggiante più spessa del normale. Togliere quel nidus con un raschiamento sarebbe stato pericoloso e così i medici hanno adottato questa tecnica mini-invasiva che non lascia cicatrici. Una procedura che viene eseguita da 15 anni all'ospedale di Monselice con una media di 10 casi all'anno. La particolarità questa volta è la giovanissima età della paziente e la sede particolarmente difficile da raggiungere.